Treviso Basket inizia a fare sul serio e fa suo l'infuocato derby al Palaverde contro Verona, 85-72 il risultato del match che arriva dopo il doppio appuntamento esterno di Mantova e di Trieste e ridà fiducia alla squadra di coach Pillastrini. In campo squadra al completo grazie al rientro di Fantinelli, di un Antonutti protagonista assoluto del primo quarto di gioco con 12 punti che fanno letteralmente volare la De Longhi sul più 10 a 4 minuti dal termine. E Sabatini a dare spettacolo con 7 punti consecutivi che allungano il vantaggio e consentono a Treviso di assumere il controllo del gioco. L'inizio del terzo quarto vede una Scaligera sicuramente più determinata e precisa per non lasciare a Treviso i 2 punti in palio, ma alle giocate di Verona i ragazzi di Pillastrini rispondono inanellando canestri da urlo come quello che porta sul 61-42 che fa esplodere i quasi 4.700 del Palaverde. Succede davvero di tutto nell'ultimo quarto di gioco con ben 3 falli tecnici fischiati e l'espulsione di coach Dal Monte. L'ennesima schiacciata di Brown e l'appoggio a canestro di Sabatini tolgono ogni speranza ai veronesi. Treviso porta a casa il derby e fissa la posizione in classifica in condominio con Ravenna, Forlì e Ferrara.